Ed è per questo che mi piacerebbe un sacco far parte del vostro cast. Va bene, signor Rossi, le faremo sapere. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, buon lavoro. Il prossimo! Si accomodi, si metta di fronte, guardi la telecamera e si presenti. Salve. Sono Giuseppe Cardinale, ho 24 anni e vengo da Isola delle Femmine. Dove sarebbe l'Isola delle Femmine? Isola delle Femmine a Palermo, in Sicilia, in provincia di... Ah, la terra della mafia, insomma. Questa scena, che può sembrare così banale, così datata, è più attuale che mai. Purtroppo al giorno d'oggi esistono ancora persone che sono convinte del fatto che essere siciliani vuol dire essere mafiosi. E questa cosa mi fa veramente incazzare, perché io sono di Palermo, io sono siciliano, ma non sono mafioso, perché la Sicilia è anche composta da persone per bene, che nonostante tutto, che pur essendo nate nella regione della mafia, tirano a campare onestamente. Perché la mafia, parlando francamente, pur non manifestandosi più come una volta, purtroppo ancora esiste. Esiste quando arrivi in una qualsiasi strada pubblica e si presenta lo stronzo di turno a chiederti i soldi del parcheggio, senza che quest'ultimo venga mai represso dalle forze dell'ordine. Esiste quando devi prenotare una visita all'ospedale e devi attendere mesi e mesi, tranne che... Salve, mi scusi, dovrei prenotare una visita podologica. Allora, controlliamo la prima data utile, il 1° dicembre. Addirittura fra 7 mesi. Sì, mi dispiace, ma è tutto occupato, a meno che lei non voglia farla a pagamento. No, quale pagamento? Ho la ricetta, poi sono tutto consumato, vuol dire che aspetterò. Buonasera signorina, senta, mi manda lo zio Calogero. Oh, il pollicione del piede che mi fa male, vorrei prenotare una visita. Ah sì, un attimo solo. Dottore, qui abbiamo un paziente mandato dall'illustre zio Calogero. Lo prenotiamo o lo visitiamo adesso? No, finisco questa visita e arrivo subito. Esiste quando per trovare un'occupazione devi andare dietro al politicante di turno, che in cambio del voto ti promette ciò che in realtà dovrebbe essere un tuo diritto: il lavoro. La mafia oggigiorno non va più in giro in coppole e bretelle. Oggi la mafia se ne va tranquillamente in giro in giacca e cravatta. Ma nonostante tutto ci sono ancora siciliani che sperano, credono e combattono per una Sicilia senza mafia, una Sicilia senza disparità. Come non ricordare Pio La Torre, Orazio Costantino, Vincenzo Limuli, Vito Schifani, Padre Pino Puglisi, Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, e scusatemi se non li cito tutti, ma sarebbe impossibile. Queste persone, peraltro siciliane, sono state massacrate dalla mafia, perché ognuno con il proprio ruolo la combatteva. Quindi mi rivolgo a te invasato del nord, o a te da qualsiasi altra parte della terra. Se affermi che il siciliano è mafioso, sei solo un ignorante. La mafia è il cancro della Sicilia, ma siciliano non vuol dire mafioso. Mettetevelo in testa. Se sei d'accordo con me e non sei mafioso, condividi questo video scrivendo "sono siciliano, non sono mafioso". Se invece non sei siciliano, lascio a te la scelta. Il video è finito. Ma cosa vedo su questo schermo? È Giuseppe Ricotta da Palermo. Lo trovi anche su Facebook, Lo trovi anche su Twitter. ma questo qua che cazzo di video fa? È uno scempio di ilarità. Spamma di qui, spamma di là. Spamma in tutta la città. Giuseppe Ricotta da Palermo. Ma ditemi, chi è questo Giuseppe Ricotta da Palermo? E quindi com'è finita a Milano? Insomma, non mi è piaciuto tanto, penso che non ci ritornerò mai più. Addirittura, come mai? Perché incontravo la gente, ho incontrato soprattutto una persona che mi cominciò a dire: ah, tu sei di Palermo, quindi sei mafioso, sei mafioso. Mamma mia, che schifo. E ripeteva sempre la stessa cosa, che io ero di Palermo e quindi ero mafioso. Queste mentalità arretrate. E poi alla fine com'è finita? Minchia, l'ho dovuto ammazzare.